Buona giornata a voi, a tutti voi. Io vi ringrazio perché avete accolto l'invito che pochi giorni fa vi ho inviato a partecipare in questo incontro in cui il Vescovo comunicherà qualcosa di importante, di significativo per il cammino di questa nostra Chiesa. Abbiamo pensato di iniziare questo incontro con un momento di preghiera, lo facciamo volentieri, ringraziando e chiedendo l'aiuto del Signore, e poi nello stile di Monsignor Corrado, abbastanza in fretta, cederemo il microfono a lui per una comunicazione che lui deve dare a tutti noi. La preghiera possiamo seguirla sul foglietto, non ce ne sono per tutti, ma insomma una preghiera molto semplice che comincia con un'invocazione allo Spirito Santo. Non c'è sul foglietto il canto che ora facciamo, ma facciamo solo il ritornello. Vieni Spirito d'amore, riempi il cuore della Chiesa, il cuore della Chiesa. Dona a tutti la tua pace, pace d'unità, pace d'unità. Ascoltiamo l'invocazione da un solista. Spirito Santo, gioia del Padre, dono del Figlio, soffio di vita, vento di pace, sei tu la nostra forza, tu la sorgente di ogni speranza. Luce che non muore, susciti nel tempo testimoni del risorto. La nostra vita sia memoria del Figlio, i nostri linguaggi eco della sua voce, perché mai si spenga l'inno di gioia degli apostoli, dei martiri e dei santi, fino al giorno in cui l'intero creato diventerà un unico canto all'Eterno. Nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza. Vieni Spirito d'amore, riempi il cuore della Chiesa, il cuore della Chiesa. Dona a tutti la tua pace, pace d'unità, pace d'unità. Ascoltiamo la parola di Dio che la liturgia oggi ci propone nella prima lettura. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo passa, chi fa la volontà di Dio rimane. Ascoltiamo una meditazione su questo fare la volontà di Dio che ora ci viene proposta. Da La preghiera del Signore di San Cipriano di Cartagine.
Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra. E con ciò intendiamo dire non che faccia Dio ciò che Egli vuole, ma che possiamo farlo noi ciò che Dio vuole. Infatti, chi mai potrebbe opporsi a che Dio faccia ciò che Egli vuole? Quanto a noi, invece, poiché siamo ostacolati dal diavolo a conformarci totalmente a Dio nel pensiero e nelle azioni, perciò preghiamo affinché si faccia in noi la sua volontà. Ed essa in noi si potrà compiere solo col concorso della stessa volontà di Dio, e cioè col suo aiuto e la sua protezione. Nessuno infatti è forte per le proprie forze, è però al sicuro per la bontà e la misericordia di Dio. D'altronde lo stesso Signore, mostrando la debolezza dell'umanità che lui portava, dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. E aggiunge, per dare così ai suoi discepoli l'esempio affinché essi facciano non la volontà propria ma quella di Dio, tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che tu vuoi. E altrove, non sono disceso dal cielo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha inviato. Se ha ubbidito il Figlio a fare la volontà del Padre, quanto più non deve ubbidire il servo a fare la volontà del Signore. Così pure Giovanni nella sua lettera ci esorta e ci insegna a compiere la volontà del Signore. Se dunque noi vogliamo avere la vita eterna, dobbiamo fare la volontà di Dio, che è eterno. Ora, la volontà di Dio è ciò che Cristo ha fatto e insegnato: l'umiltà nella condotta, la fermezza nella fede, la modestia nelle parole, la giustizia nell'agire, la misericordia nelle opere, la rettitudine nei costumi, e neppur sapere cos'è un'ingiuria agli altri, e tollerare l'offesa, mantenere la pace coi fratelli, amare Dio con tutto il cuore, amarlo come Padre e temerlo come Dio. Tutto posporre a Cristo, poiché Lui ogni cosa pospose a noi. Stare uniti inseparabilmente al suo amore, tenersi stretti alla sua croce con forza e fiducia, e quando è tempo di lottare per il suo nome e la sua gloria, essere apertamente fermi nel confessarlo e fiduciosi nella tortura e pazienti nella morte, per la quale riceviamo la corona. Questo significa voler essere coeredi di Cristo. Questo è attuare il comandamento di Dio. Sì, questo è adempiere la volontà del Padre. Domandiamo che la volontà di Dio si faccia in cielo e in terra, che l'una e l'altra cosa riguarda il perfetto compimento della nostra giustificazione e salute. Infatti noi possediamo un corpo che viene dalla terra e uno spirito che viene dal cielo, così siamo terra e cielo. E quindi, in realtà, chiediamo che la volontà di Dio sia fatta nell'uno e nell'altro, cioè nel corpo e nello spirito. Così ogni giorno, o meglio, a ogni istante, preghiamo che in noi sia fatta la volontà di Dio in cielo e in terra, perché questa è la volontà di Dio, che le cose terrene cedano alle celesti e prevalga ciò che è spirituale e divino. Perché il Signore ci aiuti a fare la volontà di Dio in ogni momento della nostra vita, insieme cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale col tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E concludiamo con la preghiera dell'anno pastorale scritta dal nostro Vescovo Corrado. O Signore Gesù, divino seminatore, aiutaci a far nostra la speranza con cui tu continui a seminare parole di vita nei solchi dell'umanità. Tu ci chiami a collaborare con te nel diffondere i semi del tuo regno, ma sai anche che noi ci stanchiamo presto e spesso ci perdiamo d'animo, perché non vediamo immediatamente crescere dei germogli e dei frutti. Donaci l'umiltà di chi si riconosce soltanto servo, la sapienza di chi sa attendere con fiduciosa confidenza, la paziente perseveranza di chi spera nel compimento della tua promessa. Fa che il tuo Santo Spirito faccia nascere nel nostro cuore sogni sempre più conformi al tuo Vangelo e ci renda capaci di tradurli in segni concreti che possano indicare strade di speranza anche alla comunità degli uomini. Santa Vergine Maria, donna di speranza, accompagna i nostri passi con la tua materna intercessione. Sostienici quando siamo tentati di perderci d'animo e aiutaci a superare ogni divisione tra noi, perché il nostro seminare sia reso sempre più convincente dalla nostra unità e dalla comunione fraterna fra noi. Amen. Ho trovato molto bello che questo salone non solo accogliesse persone per una comunicazione, ma accogliesse un popolo di Dio in preghiera, di fronte a un evento di chiesa bello, interessante, stimolante, dentro l'inizio dell'anno giubilare, che poi è un giubilare insieme, un godere insieme. Io cedo ora la parola al nostro Vescovo Corrado per la comunicazione importante, significativa per noi, che intende darci. Ecco, Monsignor Corrado, a lei il microfono. Grazie, vi saluto tutti. Dico subito che se qualcuno si aspettava che oggi suonassero le campane per l'annuncio del nuovo Vescovo resterà deluso, perché deve ancora avvenire e non si sa quando avvenga, quindi sarete richiamati un altro momento a dover venire per quell'annuncio. Oggi il senso dell'annuncio è diverso, riguarda la mia persona. Ecco. E ho trovato bello anche proprio anch'io iniziare quella preghiera, perché queste vicende, no, gli avvicendamenti non sono soltanto degli avvenimenti burocratici, lo sono certamente, ma non sono solo avvenimenti burocratici, sono eventi di chiesa
una chiesa che è chiamata, come è stata letto nella bellissima lettura di San Cipriano, a fare la volontà del Signore. Ecco, attraverso le vicende umane, non attraverso le vicende solo celesti, vicende umane che possono avere anche le loro opacità, però qui siamo fatti a realizzare questa volontà. Allora leggo, perché così è abbastanza lunghetta e non vorrei dilungarmi ancora perdendomi in divagazioni. Ecco, parto un po' da lontano, fate una riflessione. Una cosa che in questi ultimi tempi mi ha un po', non mica tanto, ma un po' stupito, è che dagli inizi di novembre, da quando cioè Don Paolo Salatin è partito per il Brasile, quasi nessuno, eccettuato per la verità uno, cioè il mio segretario che non è qui, ma quasi nessuno mi ha chiesto: ma non si era detto che Don Paolo doveva essere accompagnato da un altro presbitero? Chi è che va insieme con lui in Brasile? Ovviamente mi ero già preparato una risposta, ma non ce n'è stato bisogno. Ad ogni modo l'impegno c'era e doveva essere mantenuto. Ogni promessa è un debito, mi hanno insegnato ancora da piccolo. Non mancavano certo le candidature. Il qui presente Monsignor Martino si era offerto più di una volta, ma anche, per non far nomi, Monsignor Pierpaolo Bazzichetto si era offerto e autoproposto, ma data la situazione del nostro presbiterio capite anche voi che non era una cosa così semplice accettare candidature di questo tipo. Ad un certo punto mi è venuta questa intuizione: perché non avrei potuto essere io quel confratello che avrebbe accompagnato Don Paolo in Brasile? Dal momento che la conclusione dell'esperienza di Don Marco e la conclusione del mio mandato episcopale a Vittorio Veneto coincidono esattamente, non sarebbe stata un'ipotesi da prendere in considerazione? Ad un certo punto è venuta questa idea e un po' alla volta questa idea ha preso forma. Ne ho parlato con i miei collaboratori più vicini, il Consiglio del Vescovo concretamente. Ho fatto i passi necessari andando a Roma dal Dicastero dei Vescovi e successivamente dal Nunzio. Ho parlato evidentemente con il Vescovo di Livramento, sia quello attuale che quello precedente, il nostro Don Armando Bucciol. Ho sentito anche altri pareri, tra cui quello del nostro metropolita, Monsignor Francesco Moraglia, e dovunque, da tutti, ho riscontrato pieno consenso, addirittura qualcuno anche entusiasmo. Ecco allora il contenuto di questa comunicazione, molto semplice. Il Santo Padre, al quale ho inviato a suo tempo uno scritto in questo senso, ha accolto la mia rinuncia, ma questo lo fa normalmente, accettando, ecco la seconda notizia, accettando di mandarla immediatamente in atto, in vista del mio proposito di accompagnare un presbitero della mia diocesi nell'esperienza di Fidei Donum in Brasile. Leggo, visto che è breve, leggo la lettera del Nunzio il 23 settembre. Eccellenza Reverendissima, con pregiata lettera del 12 luglio ultimo scorso, era settembre di fatto, non luglio, di settembre, l'Eccellenza vostra rimetteva nelle mani del Sommo Pontefice le dimissioni dal governo pastorale della diocesi di Vittorio Veneto in osservanza del canone 401, esprimendo altresì il desiderio di poter integrare quanto prima la presenza del sacerdote Fidei Donum della sua chiesa locale nella diocesi di Livramento in Brasile. Ha recepito chiaramente la mia richiesta. A riguardo desidero comunicarle che il Santo Padre ha accettato con la formula nunc pro tunc, è una formula che uso anch'io, ora per allora, la rinuncia, permettendo di pubblicare la stessa in data opportuna con lei concordata dopo il compimento del suo 75esimo compleanno. Non potevo quindi farla prima del 23 dicembre, farla la vigilia di Natale o dopo Natale, abbiamo deciso di farla oggi, era quindi dopo il 75esimo. Questa è la pubblicazione, ecco, la pubblicazione dell'accettazione del Papa. È una scelta che contiene diversi aspetti
che io considero positivi, li enucleo brevemente. Anzitutto mi consente di mantenere la promessa formalmente fatta al presbiterio e alla diocesi quando ci siamo orientati a continuare lo scambio di presenze sacerdotali con la diocesi di Livramento. La promessa era evitare che Don Paolo viva da solo, come è capitato purtroppo a Don Marco. Don Marco, grazie a Dio, ha tenuto, ma non è che si possa pretendere sempre miracoli. Ecco. Quindi io ero molto preoccupato, ma anche... Ecco. Quindi mantenere questa promessa. In secondo luogo, è strettamente collegato, dal momento che il vescovo emerito fa ancora parte del presbiterio diocesano, se non altro perché l'economato deve pagarlo, è così, Questa scelta mi consente di continuare ad offrire un servizio alla nostra Chiesa. È quello di mantenere, il servizio in questo è questo, mantenere l'impegno di mandare un confratello che accompagni Don Paolo senza privare la diocesi di un altro prete, vista la situazione numerica del nostro clero, non possiamo permettere di fare cose impossibili. Ecco. Analogamente a quanto avviene per i parroci che diventano emeriti, si cambia il ruolo, ma il ministero, il servizio rimane, in forma diversa, ma rimane. E quindi io ritengo, visto che la salute me lo permette, di servire la diocesi in questo modo. Terzo, mi consente di concludere il mio mandato episcopale esattamente al raggiungimento dei 75 anni, senza aggiungere tempi supplementari, il che per me è una cosa che ritengo importante, era il mio desiderio. Quarto, è una scelta che mi permette di risolvere, andiamo dalle stelle alle stalle, ma insomma, è una scelta che mi permette di risolvere, almeno per alcuni anni, il problema di dove andare una volta concluso il mandato episcopale. Non ne potevo più dei miei confratelli di Treviso, che ogni volta che mi incontravano, allora dove sei che te vai? Vieni a Treviso, stai tu là, e così via. Ma contemporaneamente crea una condizione di maggior libertà per chi dovrà guidare la diocesi dopo di me, e anche questa mi sembra una cosa positiva. Mi pare che le ragioni che sostengono questa scelta non manchino, anzi siano numerose e valide. Aspetti negativi non ne sono emersi, pertanto siamo andati avanti. Questo comporta che da oggi, giorno in cui viene resa pubblica l'accettazione della rinuncia da parte del Papa, l'accettazione, dice il diritto canonico, non è il direttorio dei vescovi, la diocesi sia formalmente vacante. In attesa dell'arrivo del mio successore, che al momento, ripeto, non appare all'orizzonte se non in qualche nome pubblicato sui giornali, ma non so che attendibilità abbia, fino al 30 di gennaio il dicastero mi ha nominato amministratore apostolico. Ecco il decreto, dice: lo scopo di provvedere al governo episcopale della Chiesa di Vittorio Veneto vacante dopo le dimissioni di Sua Eccellenza Corrado Pizziolo, il Sommo Pontefice Francesco, eccetera, nomina e costituisce amministratore apostolico della predetta Chiesa da oggi fino al 30 gennaio 2025. Lo stesso eccellentissimo Corrado Picciolo, e gli conferisce i diritti e le facoltà e le responsabilità che spettano ai vescovi diocesani secondo le norme dei sacri canoni, prestando attenzione però a quanto precisato il numero 244 del direttorio sul ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores. Era in latino l'originale, ma questa è la traduzione. Cosa dice il numero 244? Dice così: la Santa Sede può provvedere al governo della diocesi, nominando un amministratore apostolico, che è leggermente diverso dall'amministratore diocesano. Non ho fatto studi approfonditi, ma credo che l'amministratore apostolico è quello che viene nominato dalla Santa Sede, quello amministratore diocesano è quello che viene nominato dai consultori. Anche se gli sono concesse tutte le facoltà del vescovo diocesano, il regime della diocesi è quello della sede vacante, pertanto cessano gli uffici del vicario generale e dei vicari episcopali, nonché la funzione dei consigli presbiterale e pastorale. L'amministratore apostolico può però confermare, cosa che faccio in questo momento, in forma delegata il vicario generale e i vicari episcopali fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo vescovo, ma non può prorogare i compiti dei consigli in quanto le loro funzioni sono svolte dal collegio dei consultori.
Questo è dichiarato da questo documento direttorio del Ministero dei Vescovi. Quindi fino al 30 di gennaio figurerò come amministratore apostolico. Non so cosa vi ho ricordato nella messa per il nostro vescovo Corrado, credo. Non andremo mica per l'amministratore apostolico, no? No. Farebbe ridere. Vabbè. Mentre appunto confermo con questa in forma delegata vicario generale e vicari episcopali fino a che arriverà il nuovo vescovo. Ecco, circa la tempistica, allora questa, siamo orientati a dire, un momento di salute alla diocesi ci sarà pur, lo faremo il 19, non il giorno di San Tiziano, che siamo a San Tiziano, il 19 che è la domenica successiva. Normalmente facevamo, se vi ricordate, dentro alle festività di San Tiziano, la messa con i cori, faremo la messa di saluto alla diocesi del vescovo. E il 31 gennaio la Maria Grazia mi ha già fatto il biglietto per... Ecco, questa mi pare che siano le cose. Beh, concludo ringraziando tutti voi per il cammino fatto in questi anni, che mi sembra tutto sommato positivo, mi pare proprio di sì. Ecco, e ringrazio in modo particolare, permettetemi, i membri del Consiglio del Vescovo, Don Martino, Don Andrea, Don Luigino, Don Paolo Astolfo, Don Pierpaolo Bazzichetto, Don Gianluigi Papa. È stata un'esperienza, una delle esperienze più belle, anche proprio questa comunione, questo discernimento fatto col Consiglio del Vescovo. Ringrazio Maria Grazia dell'ufficio missionario, ringrazio l'economo diocesano, che sono state le persone con cui mi sono confrontato più da vicino e mi hanno sempre sostenuto e accompagnato nella mia decisione. Ciò non vuol dire che non ringrazi tutti quanti, ma mi pare giusto anche fare così, dire questa sottolineatura. Ecco, questa è la comunicazione. Se ci sono domande o particolari osservazioni, ma siamo qui. Siccome il Vescovo ha aperto la possibilità di qualche domanda o di qualche parola, la diamo a chi volesse farne uso. Una parola, una domanda. Dopo il 30 gennaio cosa succede? Giustamente, dopo il 30 gennaio, allora, il collegio dei consultori entro 8 giorni, perché è previsto proprio dal canone, entro 8 giorni si riunisce e nomina l'amministratore diocesano, che reggerà la diocesi fino all'insediamento del nuovo vescovo. Se mi ero dimenticato di dirlo, è proprio così. L'avevo scritto ma non l'ho letto. Quindi il collegio dei consultori è formato da vicario generale, c'è Don Luigino, c'è Don Mirko Miotto, Don Giuseppe Nadal, Don Mauro Cettolin e Don Alessandro Ravanello. Questi sono, mi pare che non ce ne siano altri. Ah sì, c'è Don Egidio Menon, Don Egidio Menon che fa parte. Purtroppo però, essendo in Chad e rimanendo in Chad per diversi mesi, lui non può essere presente a questa votazione e quindi è stato nominato Don Mauro Cettolin per fare il numero, perché non devono essere meno di 5, mi pare, no? Di 6, meno di 6. Il segretario di questo organismo,
che di solito viene convocato quando ci sono, c'è la seduta del Consiglio diocesano per gli affari economici, e alcuni di questi casi di straordinaria amministrazione, quelli che superano una certa quota, no? Ecco, devono essere vagliati, fatti oggetto di discernimento anche del collegio dei consultori, ma il compito principale del collegio dei consultori è in occasione della sede vacante, in cui, come ho letto anche cessano, ma non può prorogare i compiti dei consigli in quanto le loro funzioni sono svolte dal collegio dei consultori. Assume un po' questa responsabilità, nominando in particolare il consiglio. Il segretario, stavo dicendo, è il nostro cancelliere vescovile, Giovanni Dal Poz, che ha sempre svolto in maniera inappuntabile questo servizio. Circa i due consigli, lo dico perché dopo verrà spiegato meglio, è vero, cessano, però in questo momento siamo nella fase di quel cammino sinodale della Chiesa italiana, per cui gli strumenti di lavoro, le schede che sono state elaborate dopo la prima assemblea sinodale devono essere in qualche modo fatte oggetto di studio, di discernimento da parte degli organismi di partecipazione. Quindi l'idea nostra era dire, va bene, di per sé non hanno, cessano le loro funzioni, però non è che spariscano, e quindi l'idea era quella di dire in maniera del tutto legittima, chiediamo al Consiglio pastorale diocesano, magari anche al Consiglio presbiterale, non so, ecco, di affrontare e di fare questo lavoro. Non è un lavoro decisionale a livello della diocesi, quindi non fa nulla di illegittimo, però essendo che ci sono, gli si chiede di fare questo servizio di affrontare alcune di quelle tracce che sono state date dopo la prima assemblea sinodale in vista dell'assemblea sinodale di marzo. Quindi verranno convocati a suo tempo secondo il calendario che era previsto. Non so se c'è qualche altra domanda, richiesta, intervento. Beh, io a nome di tutti devo dire una parola di gratitudine per la comunicazione, per il modo della comunicazione e per l'oggetto della comunicazione. Perché certamente si conclude da parte di Monsignor Corrado il lungo servizio episcopale a questa Chiesa diocesana. Però la scelta di rimanere membro di questa Chiesa nel presbiterio e in un servizio missionario di questa Chiesa, credo sia un dono ulteriore a questa Chiesa. Mi sembra importante ribadire questo. Noi certamente il giorno 16 celebreremo giubilando questa messa di saluto che per noi ha il senso del 19, sì, che ha il senso della gratitudine, e poi accompagneremo senza dubbio il viaggio e l'inizio del ministero di Monsignor Corrado oltreoceano. Beh, devo dire che Don Martino ci ha messo il suo zampino, perché io, in vista della conclusione del mio servizio, avevo perso l'anello episcopale e me ne ha regalato un altro. E quindi l'anello che segna il legame, a questo punto... Voi immaginate Monsignor Corrado che va in giro con un anello acquistato in Amazon, 12 anelli per 19 euro, insomma. Poi sapendo di questa scelta, che ogni tanto guardi l'anello che le abbiamo regalato e dica: ma io appartengo ad una chiesa, sono missionario a nome di questa chiesa. Per cui credo ci stesse bene l'anello regalato il giorno che abbiamo festeggiato il suo compleanno.
Ovviamente pregheremo, ci troveremo insieme il giorno 19 alle ore 15 per celebrare, ringraziare e, perché no, inviare. Grazie a tutti, un buon pranzo, come è solito dire Papa Francesco, e arrivederci alla prossima occasione. Va bene. Beh, bisogna dire che chi che lo sapeva è stato...